Buongiorno! È festa e è l'anniversario di me e Franz, quindi non so cosa faremo oggi. Lui non c'è, io mi sono alzata, lui non c'è, non so dov'è, deve essere andato dai suoi. Oh, insomma, adesso io mi faccio la mia colazione, sono le 8:25. Io quasi quasi vorrei andare al mare, vorrei andare a Jesolo, però non so se lui ha voglia. La condizione dello smalto è questa, sulla mano sinistra, quindi si è sbeccato tutto, ma ho usato tanta acqua stamattina, quindi questo è quanto. E la mano destra invece è ancora peggio, cioè. Però insomma, considerando che su questa mano ne avevo messo veramente poco, uno strato sottile, devo dire che non è male. Siamo arrivati a Jesolo e c'è il sole, solo che abbiamo trovato anche la pioggia e vi faccio vedere la ruota panoramica che è ancora in manutenzione. No, la stanno ancora finendo, però a giugno ci andiamo sulla ruota. Sì. No, ho paura. C'è anche lui, sì, sì, sì. Io ho paura di andare sulla ruota. No, Che no. gira la ruota. La stanno provando! Avete fatto? Bello! Buongiorno, oggi è martedì. Mi vedete così perché sono stata malissimo, perché ieri abbiamo preso tantissimo vento, perché al mare c'era tanto vento. C'era anche poi abbiamo preso anche la pioggia, quindi pioggia, vento, sole, tutto. Ehm, Quando mi sono alzata stamattina alle 8 e qualcosa stavo male, adesso sono le 10. Stavo male, avevo la testa, sapete quel mal di testa forte che non si riesce neanche a stare in piedi? Ecco, proprio emicrania vera e propria, non mal di testa semplice, mi prendeva proprio gli occhi, tutta la testa. E niente, e allora ho preso un Occhi. Io sono solita prendere l'Occhi in versione bambino, cioè io prendo metà dose e mi basta quella di solito. Invece oggi ho dovuto prendere quella intera, la busta intera, perché veramente non ne potevo più. Poi mi sono rimessa a letto e mi sono alzata adesso che sono le 10, mi sono vestita perché devo andare in posta e devo per forza muovermi da casa perché scadono le bollette oggi. Poi ieri non ho registrato tanto perché comunque cioè, mi sembra di dare fastidio, ecco, non voglio esagerare e quindi niente, ho registrato qualcosa, ma poco e niente perché siamo arrivati che c'era il sole, tempo di andare a mangiare e mangiare pioveva e poi abbiamo finito di mangiare, ha smesso di piovere ed è uscito il sole di nuovo. Abbiamo camminato avanti e indietro per Jesolo come dei deficienti, ma lì non ci si accorge neanche di camminare tanto. Infatti gli ho detto, guarda che siamo già a Rivamare, all'hotel. Non eravamo in hotel, ma gli ho detto, guarda che siamo già di nuovo a Rivamare, fa di nuovo. Eh sì, praticamente lì cammini, 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 non ti accorgi. Se nei video magari vi dico che è una certa ora e quell'orologio segna quell'ora, è perché è fermo. A Jesolo c'è Casa Shops, che mi piace tanto come negozio perché ha tutte le cosine. Intanto sono stata da OVS
e mi sono presa la mia lima preferita, che è questa qui, che ogni volta che vado da OVS lo stand dell'Essence è vuoto dove c'è questa lima, e quindi l'ho trovata, l'ho presa. Vedete, ho preso solo questa, 1,89 € la lima. Mentre da Casa Shops ho preso i portapranzo, questi qua, che erano carini. Non ci sta tantissima roba, però erano carini come portapranzo. Sono divisi, qui hanno le due parti divise e qui c'è il contenitore, quello un po' più grande. Qua è una pasta, magari con un po' di verdura di contorno, perfetto. Pasta fredda. Questo è per i condimenti, poi c'è il coltello, la forchetta che fa da cucchiaio, e niente, ne ho presi due perché mi piaceva questa soluzione anche quando andiamo magari al mare, invece che andare a mangiare fuori e spendere soldi, che comunque ogni volta si spende abbastanza per mangiare fuori. Questa è una soluzione. O se si va in gita, se si vuole mangiare qualcosa di serio invece che un panino, ci si prende qualcosa di serio da mangiare, si mette in questi contenitori, e quindi niente, tipo una pasta fredda, un riso freddo si può fare e basta. Quindi ho preso queste robine ieri e questo è stato lo shopping. Sono tornata a casa, non sto benissimo, ma insomma meglio di stamattina di sicuro. Tanto l'Oki finirà il suo effetto tra un'oretta forse, ecco. E niente, sono stata su dei miei. Mia mamma mi ha dato un po' di torta, è una cheesecake. E cos'altro volevo dirvi? Mio moroso, ho appena letto il messaggio in sovraimpressione, perché sono stata male, e allora lui mi ha scritto: ti avevo detto di non mangiare il gelato, ma non è stato quello, è stato tutto l'insieme. C'era tanto vento. E poi sì, no, più che altro penso sia stato il vento a farmi male. Comunque, niente, adesso mangio su dai miei oggi perché lui non viene a pranzo, e quindi io mangio su dai miei, che mia mamma fa le tagliatelle fatte in casa oddio, col ragù, non mi ricordo più cosa che sugo ha, oddio. Vabbè, insomma, qualcosa. E basta, ho male alla spalla, quindi stoppo il video. Oggi mi sa che non registrerò molto, ma mi rifarò i prossimi giorni. Buongiorno, sono le 9:20 quasi. Oggi è mercoledì. Sì, è mercoledì. E niente, ieri sera, dopo più di un mese, mi sono rimessa a creare con le perline. Io volevo fare dei tutorial per i lunedì diversi dalle perline, però al momento veramente non ho idee. Sto spulciando su internet a vedere se mi viene qualche idea. Qualche idea ce l'ho, però non riesco a concretizzarla ancora, e quindi niente. Ho messo anche lo smalto ieri, questo qui della Avon. Non faccio più Avon, vi dico anche questo. E quindi ho creato questo, un orecchino. Devo fare il secondo. Non è malaccio. Ho incastonato questa goccia che avevo preso da Perline Gioielli, ed è queste gocce qua sono, ecco. E quindi forse ne farò un tutorial, adesso vediamo. E nient'altro, i gatti li ho sistemati. Sono contenta che questo smalto, cioè, sia ancora perfetto. Quell'asciuga smalto lì va benissimo. Io, se torna belluno, devo ricomprarlo, perché ogni volta che mi piace qualcosa poi la tolgono dal commercio. Altra novità che ho fatto ieri, cioè novità, non è una, è una novità perché voi non lo sapete, però non è niente di che. Anzi, ho chiuso il negozio Etsy perché costa troppo. Sinceramente, tenere aperto un negozio quando non hai profitti è inutile, perché Etsy lo paghi di più di Miss Hobby. Etsy è diverso, poi hanno aggiunto delle nuove regole, nuove politiche, e io non me la sentivo di continuare a tenerlo aperto. E vado a far colazione e ci sentiamo più tardi. Ciao ciao!
Bello, no? C'è un bellissimo tempo, sembra di essere ai tropici, ma scusate, aspettate che mi metto un attimo al riparo. Sembra di essere ai tropici, sono 0 gradi esattamente. E la situazione è questa. Nevica, nevica e il prato sta diventando decisamente bianco. E che adesso il vento si è calmato perché prima c'erano delle raffiche fortissime, ma fortissime. È tutto bianco. Con i fiori. Fiori primaverili, no? E tutto il resto è bianco. La situazione non è migliorata. Cioè, guardate adesso cos'è di fuori. Inverno. Ma nevica di brutto, eh? Cioè, vi par possibile una cosa del genere? Buongiorno. Oggi è giovedì. Mi rendo conto che ieri non ho più registrato, ma ieri pomeriggio sono stata molto nervosa. Con le perline ho fatto il secondo orecchino perché l'altro giorno ne avevo fatto uno l'altra sera e ieri l'ho fatto il secondo orecchino. Ho incastonato delle gocce. La prima volta avevo sbagliato i giri delle Delica, ne avevo fatto uno in più e quindi stava troppo largo, perché il cabochon non è tanto spesso e quindi bastava un giro in meno. Poi l'ho rifatto, ma non mi piaceva, quindi l'ho ridisfatto e poi l'ho rifatto, ero alla fine, stavo ultimando, stavo passando il filo per chiudere, si è rotta una perlina, una Delica. E si vede che è rotta e quindi niente, ho lasciato perdere, ho messo via tutto. Quindi ho cercato di incastonare questo cabochon e qua si è rotta proprio una Delica del giro di base e ho provato a risistemarla, però non riesco perché lì c'è il filo che passava dentro la Delica e quindi non riesco a mettere un'altra Delica che stia giusta lì. Devo riprovarci. Ma mi dispiace perché avevo finito il lavoro e si è rotta, insomma. Ecco, quindi ieri non è stata una buona giornata, anche perché ho dovuto rifare quel lavoro 1000 volte. E poi oggi anche non sono molto... cioè sono abbastanza nervosa anche oggi, di malumore. Però io non vorrei trasmettervi questo nei vlog, per quello poi non registro, perché non voglio, i vlog sono per non pensare, però quando ho le giornate così, cioè a me dispiace anche non farvi il vlog, e allora devo cercare di essere positiva io, che mi risulta difficile. C'è un bel calduccio di fuori, siamo tipo ai tropici. Infatti ho il cappuccio perché ho freddo al collo e alla testa. E quindi mi sto tenendo sul cappuccio per avere un po' più caldo. E ho la mia banana, sto facendo la colazione e lo smalto resiste benissimo, guardate che bello che è. Cioè, e oggi è il secondo giorno che ce l'ho su. Quindi sono contenta, va molto bene con l'asciugasmalto. Sono ancora un'incappucciata. Che vlog strano questa settimana. Mi sono mangiata un po' di questi grissini, solo che se vado avanti così li mangio tutti. Questi qua al Kamut sono buonissimi.
Cioè, a me anche i cracker al kamut piacciono tantissimo, mangio uno dietro l'altro, cioè non smetterei mai di mangiare praticamente. Sono... tutte le cose al kamut mi piacciono. Va bene, è così. Panna è nella cuccetta perché ha freddo e allora se ne sta nella cuccetta. Qui il sole non esce oggi. Panna, buongiorno. Buongiorno, Panna. Buongiorno. Pepe? Pepe? Addo! Che piccolino. No. 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 Ah, la lavatrice deve ancora finire. Ho fatto la lavatrice anche se c'è brutto tempo. Però mi sa che ancora la risciacquo. Perché c'è tantissima roba. E l'ho proprio riempita questa volta. Quindi ancora il risciacquo. Doveva essere già finita in teoria. Vabbè. Devo stendere tutta questa pila di roba che ho lavato oggi. Solo che è appena uscito un raggio di sole di nuovo. Dovrebbe migliorare questo maledetto tempo. Beh, io adesso vado fuori a stendere. Il fuoco l'ho già acceso perché oggi fa freschetto, è l'1:10 e oggi, ecco, questi sono i gradi che abbiamo in questo momento in casa. Prima era ancora più freddo. Niente, ho lavato i piatti e ho pulito anche casa nel frattempo, ma ecco, qui ha già spostato tutto il gatto. C'è il piccolo che gioca come un matto. Avevo appena sistemato tutto, ho passato il pavimento, ma qua, cioè, guardate anche il letto. Mi ha rovinato tutto il copriletto. Questo è Pepe con le unghie. Tutto rovinato, vabbè. Pazienza. Vero Pepe? Brava Annuccia! Panna! Che brava! Qua. Panna adora giocare con questo qui del filo. Voi non avete mai visto giocare Panna. Ecco, lei si scatena quando vuole. Panna, beh. Che brava! Buongiorno, oggi è venerdì. Vero che è venerdì? Oddio, c'ho i dubbi. Sì, oggi è venerdì. No, devo controllare. Ok. Sì, oggi è venerdì. Finalmente c'è il sole e ho le finestre aperte. Ho messo fuori la roba e ho disfatto il letto e ho già messo la lavatrice ad andare. Pepe, andiamo? Sì, sono le 9, già. È già tardi. Dai, andiamo? Ecco. Adesso mi occupo dei gatti perché loro non li ho ancora sistemati. Mi sono alzata e ho tolto subito le coperte dal letto. Stanza computer anche tutta aperta e niente, andiamo di qua al buio, della notte tipo, a fare la pappa ai gatti e la pappa a me. Eccomi qua. Allora, urca che tardi che è. Guardate che ora è. Cioè, è assurdo. È stata un casino. Ho steso, ho il naso rosso perché fuori fa freddo all'ombra e c'è aria. Niente, ho appena steso le lenzuola e in mezzo ci avevo ficcato anche biancheria da vestire, insomma. E cosa... Allora, stavo pensando a delle cose, ovvero devo pulire il bagno assolutamente e poi volevo spostare il tiragraffi, però vedo che i gatti sono molto affezionati al tiragraffi lì nell'angolo in soggiorno, però a me inizia a dare anche fastidio perché fa tanto sporco il tiragraffi e quindi vorrei proprio spostarlo giusto per cambiare un attimino l'ambientazione, cioè si vede che abitano dei gatti qui, si vede. Poi volevo farvi vedere lo smalto, ecco, questa è la situazione smalto da martedì dopo pranzo che l'ho messo, oggi è venerdì e sì, sta iniziando a venire via un pochino qua sui bordi, sul bordo più esterno,
però è ancora perfetto. Questa è la sinistra e la destra anche più o meno è uguale, più o meno insomma, perché la destra è più usata, però devo dire che tiene molto bene. Buongiorno, buongiorno Puccino. Il mio piccolo è diventato un po' più ruffiano, eh? Sì, vero? Sei un po' più ruffiano. Pepe. Anche Pepe, sì. Poi ho comprato ieri sera la pappa per loro e poi ho preso anche l'antipulci perché vedo che hanno i tic. Non vorrei mai avessero i pidocchi addirittura, e quindi perché io stando con i gatti di fuori li porto in casa poi ste cose, le pulci, i pidocchi, eccetera. Vero Pepe? Ecco. E allora gli ho comprato anche quello. Vero Pepe? Oh, che bello il mio amico. Oh, anche Panna bella. Cioè, mica solo Pepe. Vero Panna? Pipì, bella Pini. Che bella il sole, Panna. Bella. Peppa. Ciao, Pipo. Vieni su. Veloce. Bravo. Ciao. Alfa. Alfa. Sono le 3:30, io sono qua su a casa, qui con Alfa, e ho fatto tutte le pulizie di casa, ho sistemato anche il poggiolo. C'era Alfa che guardava il telefono perché non capiva. E niente, quindi ho fatto tutto quel che dovevo fare, ho risteso, solo che adesso gocciola. Spero che non si metta a piovere perché ho appena steso i tappeti, che ho lavato 3 tappeti e speriamo in bene, e se no pazienza, non so cosa fare. Tutto il resto si è asciugato, quindi sono contenta. E, e niente, c'è solo Alfa, non c'è nessun altro di gatti. Vero Alfa? Sì, mi accompagna perché devo andare con lui. Sì, arrivo. Alfa. Cosa c'è Alfa? Sì, ci mettiamo qua insieme, sì. Guarda. Ecco, fatto. Ecco, è contento adesso perché sono qua. Ecco, c'è Sky. Ciao Sky. Ciao Skyina. Sì, sì. Sky. Oh sì, amore. E è arrivata anche Sprite, ma io non so da dove compaiono sti gatti. A un certo punto saltano fuori. Lei è senza pelo là sotto la pancia perché sono state le pulci. Probabilmente gli ho chiesto alla veterinaria, mi ha detto che è una reazione allergica al morso delle pulci e perdono il pelo. E Angela anche è uguale. Quindi abbiamo messo la medicina, adesso bisogna fare un altro trattamento. Bisogna andare avanti a fare i trattamenti. E fanno così quando sono allergici proprio al morso delle pulci. E invece lei e Angela hanno questo problema. Vedete che si gratta ancora. Vero Sprite? Povera Sprite. Anche i miei hanno le pulci. Eccomi. Allora, ho portato fuori l'umido e niente, io adesso sono le 7:30. Ho finito di lavare i piatti, ho pulito tutto intorno e, e niente, adesso vado a farmi una doccia. Stasera fanno Ciao Darwin, quindi probabilmente guarderò quello
e basta, come ogni venerdì sera. E basta, questo è quanto. La temperatura non è male, non è male. Niente, quindi adesso in casa c'è abbastanza buio e allora sto qui così, cioè, mi vedete riflessa, ciao! Va bene. Niente, io vi ringrazio per aver guardato anche questo weekly vlog, vi ringrazio anche per tutti i commenti che mi lasciate sotto agli ultimi video, che mi avete lasciato sotto gli ultimi video, scusate, è sera, e basta. Concludo questo weekly e vi aspetto a quello della prossima settimana. Ciao a tutti, grazie.